Questo progetto sulla ricerca delle mie origini vi porterà a fare un viaggio interiore anche sulle vostre origini, perché in tutto il mondo ci sono delle culture personali che vanno valorizzate e ognuna di esse fa parte del tutto. Quindi spero che questo viaggio sia sempre continuo, sia nella mia ricerca che in quella di tutti noi, perché dobbiamo preservare questa bellissima evoluzione che è dell'essere umano, anche se sta diventando un'evoluzione sempre in ambienti più tecnologici, apprezzarli senza dimenticare il nostro passato. La mia ricerca spazia in base a tutto quello che mi fa provare delle sensazioni più intime e quello che mi sta più a cuore. Può passare dalla difesa dei diritti umani e contro la violenza sulle donne, ma anche alla difesa della cultura e delle tradizioni e dell'identità specifica di ogni popolo. Ho convocato 1.000 veneziani che sono venuti in prima persona a creare un gigantesco bocciolo di rosa rosso in piazza San Marco. Questo ha prodotto un'immagine che ha fatto il giro del mondo, esteticamente molto bella, ma quello che veramente per me è stato importante è quello che è successo in piazza, ovvero che i cittadini si sono riappropriati della propria città invasa dai turisti e hanno gioito nello stare insieme di fare questo rito collettivo, pittura sul corpo, riti collettivi, tutto per vivere davvero in prima persona sulla propria pelle quello che è la propria origine e quello che è il proprio essere più vero. Continua la mia ricerca, in questo momento sto facendo qualcosa di simile per gli amazzoni nativi del Sud America, quindi il problema c'è un po' in tutto il mondo in questo momento di globalizzazione e ipertecnologia, abbiamo bisogno di vivere sulla nostra pelle con colori visti dal vivo che emanano le loro energie, le loro vibrazioni e di partecipare in un'azione che produca dei risultati positivi sul nostro mondo. Quindi anch'io lo faccio su tutti gli argomenti appunto che mi stanno a cuore. È venuto tutto naturale per me iniziare a dipingere delle modelle, dopo aver avuto un passato come ballerina e coreografa, quindi con una conoscenza del corpo, una conoscenza del mezzo fotografico e video e la passione per l'architettura, per la natura e per la cultura. Quindi tutte queste cose unite insieme, unito a tanta esperienza di vita e sensibilità, mi fanno creare delle cose che stupiscono spesso anche me stessa, ma che mi hanno fatto conoscere anche tantissime nuovi luoghi del mondo. Ho fatto delle performance in Austria, in Francia, ma anche in America, in Giappone, quindi ovunque questa modalità arriva a toccare le corde più ancestrali dell'anima e vedo che per tutti poter vedere o di persona o vivere questo tipo di emozioni è qualcosa di veramente necessario.